Credo che lui insieme a Matteotti siano stati i più grandi esempi della politica del nostro Polesine di quegli anni. Ancora oggi li ricordiamo. Tutta la politica odierna credo fermamente che si basi per qualche aspetto sulla matrice di allora, quindi il nostro ringraziamento risulta essere doveroso, come doveroso è commemorare e celebrare una persona che tanto ha dato per il nostro Polesine, una persona estremamente franca, estremamente decisa e con l'ardore tipico di noi rivieraschi polesani ha portato avanti una politica per il territorio, per l'identità e per il bene del nostro Polesine. Credo che sia assolutamente attuale visto il risultato del referendum di qualche anno fa, dove i veneti veramente hanno voluto l'autonomia con un percorso che ancora oggi sta continuando e che speriamo, ma io non ho dubbi, arriverà finalmente al culmine con il raggiungimento di quanto prescritto nel referendum. E diciamo che il nostro Presidente Zaia in un qualche modo sta continuando un lavoro già iniziato anni fa e che deve assolutamente arrivare a una conclusione positiva. Ricordiamoci che il Polesine di allora, all'epoca di Bisaglia, non era un Polesine in crescita, tutt'altro. Si parlava addirittura di condizioni subumane a quell'epoca, non venivamo considerati e noi non avevamo veramente le risorse per poter progredire e poter fare in modo che anche quel territorio potesse emergere. Bisaglia assieme a Matteotti hanno portato queste istanze facendo in modo che anche quella terra fosse considerata, potesse crescere ed ancora oggi noi stiamo continuando quel lavoro con un Polesine comunque profondamente diverso rispetto a quello di allora.